Allora, riprendiamo un po' il filo del discorso, dottor Polato. Sì, dicevamo dei termini all'interno dei quali bisogna attivarsi. I 10 anni, abbiamo detto, trattandosi di un evento di natura contrattuale, quindi la responsabilità della struttura dell'esercente è di natura contrattuale, la prescrizione è decennale. È decennale non tanto dal fatto, o molto spesso il decorso del termine è dal fatto, ma in alcuni casi può essere anche dal momento in cui la persona poteva riconoscere che c'è stato un errore. Quindi questo decorso del termine può essere anche successivo rispetto all'evento che ha causato potenzialmente i danni al paziente. Suggerivo anche l'altra volta di intraprendere l'azione di natura esclusivamente civilistica, quindi attraverso le procedure prima, quelle preparatorie all'avvio della lite giudiziaria, preparatorie che possono anche concludersi felicemente con il risarcimento del danno, oppure poi successive, quelle in sede giudiziale, sempre di natura civilistica, cioè finalizzate esclusivamente a conseguire il risarcimento del danno, quindi all'accertamento della responsabilità e al riconoscimento del danno. E sconsiglio vivamente chiunque volesse intraprendere l'azione di carattere penale, perché questa non ha come obiettivo il risarcimento del danno, ma ha come obiettivo la condanna del medico responsabile dei danni della condotta colpevole. Ha come obiettivo la condanna e quindi vede l'indagato, cioè il medico, contro la Procura della Repubblica, o meglio la Procura della Repubblica contro il medico indagato, che deve quindi cercare di difendersi e si difenderà con le unghie per ovvi motivi per evitare una condanna. Oltretutto, e questo è ancora l'aspetto più importante, i criteri di attribuzione della responsabilità in ambito penale sono molto più rigorosi rispetto a quanto accade in ambito civile. Quindi il metro di misura della responsabilità del medico è più largo in ambito civilistico piuttosto che in ambito penale. Però tanti... sì, questi due aspetti diversi che possono sembrare al telespettatore incomprensibili, in realtà trovano una loro ragione sul fatto che la condanna penale determina, diciamo, la reclusione dell'indagato, mentre la condanna civilistica determina semplicemente un esborso di natura economica risarcitoria, esborso dietro al quale spesso c'è anche un'impresa di assicurazione, e quindi sono due conseguenze completamente diverse e il legislatore Ecco, lei ha detto una cosa che va sottolineata: l'intervento dell'assicurazione avviene in ambito civilistico e anche penalistico o solo civilistico? Perché tanti hanno il concetto che se non intenti la causa, tra virgolette, pesante, grossa, penale, l'assicurazione tende ad essere un po' più leggera, allora, quindi questo è il problema. Rispondo molto chiaramente a questo aspetto. Allora, ricordo semplicemente che sul banco degli imputati sale il medico, non sale l'impresa di assicurazione. Quindi all'impresa di assicurazione delle sorti penalistiche del casellario giudiziario del medico onestamente interessa ben poco. L'impresa di assicurazione può interessare solamente che il medico venga assolto, perché probabilmente potrebbe anche determinare un mancato risarcimento in favore del paziente, ma questo non accade sempre. Quindi nel procedimento penale può essere chiamata l'impresa di assicurazione quale coobbligato, ma si fa molto più semplice la strada, il percorso, se questa medesima chiamata in causa si fa nell'ambito civile. E nell'ambito civile, ripeto, i criteri di assegnazione della responsabilità sono molto più di manica larga rispetto a quanto avviene nel processo penale. Questa è la distinzione fondamentale. Oltretutto, la gestione di una causa civile è affidata alle iniziative, alle idee e quant'altro del soggetto e del suo difensore, di chi lo assiste e chi gli dà patrocinio. Nel procedimento penale questo non funziona così, perché il processo lo gestisce l'azione penale la gestisce la Procura della Repubblica con le iniziative che ritiene di intraprendere la Procura della Repubblica. Il paziente non può andare a tirare la giacchetta al procuratore perché il fascicolo è lì fermo da 3 anni e nessuno fa niente, mentre nel processo civile le cose sono completamente diverse. Sempre che, ripeto,
risulti necessario arrivare al processo civile, perché tante volte le cose possono essere risolte e sistemate anche in via bonaria amichevole con delle transazioni che si conseguono dopo aver svolto tutti gli accertamenti possibili e immaginabili. È chiaro che se c'è una denuncia penale che viaggia, il medico ovviamente attende gli esiti delle indagini, l'assicurazione attende gli esiti del processo penale e tutto rimane fermo. Questo è l'elemento, diciamo, che dovrebbe suggerire al paziente che ritiene di essere vittima di un evento di mala sanità di poter ottenere la sua soddisfazione sotto l'aspetto risarcitorio. Certo. Perché il processo penale non è fatto e non è strutturato per risarcire i danni. Il processo penale è fatto e strutturato per condannare l'imputato. Punto. Certo. Dottore, a lei la parola. Ci sono alcune cose da precisare. Solo una precisazione che ci riguarda più da vicino per quello che riguarda la prescrizione, abbiamo detto, cioè il termine entro il quale la persona può avviare l'azione risarcitoria. Accennava il dottor Polato, i 10 anni sono da quando la persona ha la consapevolezza o ha presumibilmente la consapevolezza di aver subito un danno in conseguenza di una condotta. Non necessariamente questo significa a distanza di 10 anni dall'evento. Faccio un esempio, le infezioni da trasfusione, da epatite B o epatite C. La persona può venire a conoscenza dell'infezione oltre 10 anni da quando ha avuto la trasfusione, per cui oltre il termine di legge di prescrizione. In realtà il nostro studio è anche quello di andare a vedere, in base a tutte le cartelle cliniche, se effettivamente la persona poteva non essere a conoscenza entro i 10 anni di aver contratto un'infezione da epatite B o epatite C a seguito di questa trasfusione. Per cui in questo caso, se la persona diciamo, è venuta a conoscenza di aver contratto una trasfusione dopo 6 anni, i 10 anni partono dai 6 anni dopo, per cui sarebbero 16 anni da quando è avvenuto l'evento. Insomma, questo è perché ci viene chiesto a volte anche di ricostruire la vicenda per capire se la persona poteva o meno essere consapevole di aver contratto un'infezione a seguito di una trasfusione. Ecco, per cui anche da questo punto di vista interviene il medico legale. Ecco. Sì, prego. Per quello che riguarda la distinzione tra contenzioso civile, tra causa civile e causa penale, io da medico e da medico legale concordo appieno con quello che ha detto il dottor Polato, perché effettivamente anche per esperienza un procedimento penale complica il risultato, insomma, ecco, poi voglio dire. Quindi anche per voi cioè, sollevare l'aspetto penalistico, intentare una causa sotto il profilo penale è abbastanza più complesso? Sì, è più complesso e è generalmente sconsigliabile, insomma, è generalmente sconsigliabile anche perché gli stessi criteri medico-legali, come accennava, sono diversi. Insomma, ma nella maggior parte dei casi cosa succede, per la sua esperienza? Devo chiedere anche al dottor Polato. Succede che, parafrasando, in dubbio pro reo, nel senso che se la condotta non è poi, la presunta condotta colposa non è poi così eclatante, il medico legale chiamato dal giudice in sede penale ad esprimere il suo giudizio sull'operato generalmente è tra virgolette benevolo nei confronti del medico, per cui più difficilmente riconoscerà una responsabilità professionale. Proprio per la pesantezza sia per il criterio che per magari l'indefinitezza della condotta sanitaria, ma anche per il criterio che deve essere per la condotta omissiva, cioè se io non faccio un determinato atto, io vengo condannato se avessi fatto quell'atto ci sarebbe stata la probabilità prossima alla certezza di evitare quel danno, per cui la probabilità prossima alla certezza, mentre invece nell'ambito civilistico il criterio è quello del più probabile che non. Ecco, però quando noi vediamo tanti fatti di cronaca dove ci sono questi errori sanitari con delle conseguenze anche a volte messe in discussione la vita del paziente, ci sono tanti casi che sono sollevate le questioni civili o penali? Penali penso.
penali. Perché dopo viene coinvolta la struttura sanitaria? Nel senso che se in base anche alla gravità dell'errore, insomma, è chiaro che non... ci deve essere l'evidenza, insomma. Ci deve essere una grande evidenza. Quindi siete anche voi che avete un ruolo importante? Direi di sì, anche perché comunque tutto il contenzioso in ambito di responsabilità medica è basato essenzialmente sulla perizia, sulla consulenza medico-legale o sulla perizia medico-legale, insomma, perché... Quindi un bravo medico-legale dovrebbe essere in grado di inquadrare la fattispecie e dare il consiglio migliore anche all'avvocato della situazione, che poi a sua volta o attraverso ANEIS o direttamente parla con il cliente e lo convince sulla strada anche comprendere le aspettative della persona, insomma, è una tappa fondamentale anche capire quelle che possono essere le aspettative della persona, in modo da dare un consiglio per avviare un'azione sanzionatorie o punitive. Voglio dire, la funzione sanzionatoria può anche rivelarsi sterile, sterile, perché si può concludere il processo penale con una condanna tra virgolette risibile senza alcun provvedimento da parte dell'ordine dei medici, che magari può dare la sua interpretazione diversa del fatto. Assolutamente. Per cui non c'è un automatismo, ecco, tra condanna in sede penale e sanzione da parte dell'ordine dei medici come sospensione, radiazione, eccetera, per cui può anche rivelarsi sterile effettivamente il processo penale. Dottor Polato, da aggiungere qualcosa? Sì, a me premeva anche, ritornando al discorso che avevamo iniziato prima sui tempi e i costi, perché spesso le persone hanno delle aspettative che sono poco fondate. I costi sono impegnativi per la semplice ragione che in ambito medico-legale il medico legale deve spesso avvalersi anche di un consulente specialista. Quindi una perizia medico-legale difficilmente può costare, in ambito di responsabilità sanitaria, difficilmente può complessivamente costare meno di 3.000 euro. Lo stesso costo avrà una perizia che viene disposta dall'autorità giudiziaria, e come vedete siamo già a 6.000 euro di spese che vanno anticipate immediatamente. Perché anche quella che dispone l'autorità giudiziaria va in capo. Esatto, perché chi domanda deve intanto anticipare, con il rischio ovviamente di non vedere riconosciuto la responsabilità, e quindi il diritto a ottenere il risarcimento del danno. E qui apro una parentesi che è opportuno aprire per quanto riguarda le azioni nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, che quasi sempre sono in autoassicurazione fino a un certo valore del danno. Che cos'è l'autoassicurazione? Praticamente sono somme che vengono accantonate a bilancio per pagare i danni che eventualmente potranno essere causati dalla struttura sanitaria. E sopra una determinata somma, ad esempio le strutture di Padova sono in autoassicurazione fino a 500.000 euro, sopra i 500.000 euro interviene l'assicurazione. È ovvio che una struttura pubblica che spende per risarcire i danni denari pubblici è sottoposta al controllo della Corte dei Conti. Quindi, per evitare un'eventuale futura azione di danno erariale, cioè di aver sperperato quattrini pubblici, ha bisogno di un accertamento da parte dell'autorità giudiziaria. Questo accertamento non necessariamente deve svolgersi attraverso una causa ordinaria, ma può svolgersi semplicemente attraverso le procedure cosiddette di ADR, che sono procedure come l'accertamento tecnico preventivo. Sostanzialmente, come dicevamo l'altra volta, si fa un semplice ricorso all'autorità giudiziaria e l'autorità giudiziaria nomina un medico legale che dovrà svolgere il lavoro sulla base di un quesito che viene posto. Il quesito sostanzialmente è: esamini il medico la documentazione, dica se c'è stato errore, dica quali sono le conseguenze di questo errore. Il medico nominato dal giudice nomina, di solito accade così, anche lo specialista del settore che riguarda l'oggetto dell'avvertenza, e a distanza di 90 giorni, 120 giorni, consegna l'elaborato e la perizia tecnica. Consegnata la perizia si è conclusa la procedura, che non si conclude quindi con una sentenza, ma si conclude con un documento tecnico, medico-legale, che dice se c'è o non c'è responsabilità e dice quali sono le conseguenze di questa responsabilità. Questo consente di poter alle parti, che pure non sono state condannate da una sentenza, consente però alle parti di sapere cosa fare per trovare un accordo. E devo dire che l'esperienza degli ultimi 2 anni, dall'entrata in vigore di questa nuova
procedura divenuta obbligatoria. Ah, divenuta obbligatoria. È divenuta obbligatoria come alternativa alla mediazione, che ormai non fa più nessuno. È divenuta obbligatoria perché contiene i presupposti per sviluppare una trattativa. Poi è logico che nella trattativa, che potrebbe portare ad una transazione amichevole, bonaria, non giudiziale, ciascuno deve fare qualche passo indietro, ciascuno deve fare qualche rinuncia. Però sicuramente le tempistiche che descrivevo prima, cioè dal deposito del ricorso al conferimento dell'incarico, all'esecuzione della perizia, al deposito dell'elaborato, mediamente nell'arco di un anno questa procedura è già conclusa. Diversamente da una causa ordinaria che ha dei tempi sicuramente molto più lunghi e che ha spesso poi delle complessità, delle particolarità un po' più articolate che prolungano purtroppo i tempi. I costi, abbiamo detto, sono questi, almeno 3.000 euro circa costa una perizia. Solo la perizia? Solo la perizia preliminare per avviare la pratica, 3.000 euro bisogna pagare mediamente il medico nominato dal giudice e poi bisogna anche probabilmente integrare il proprio medico legale che partecipa a tutte le attività dell'accertamento tecnico preventivo, poi l'accertamento tecnico preventivo bisogna avvalersi per il ricorso di un avvocato, quindi anche lì ci sono delle spese, quindi diciamo che per avviare una pratica nei confronti di una struttura sanitaria pubblica di sicuro non si spendono meno di 10.000 euro per partire. Poi se le cose vanno bene sono somme che generalmente vengono recuperate. Se le cose vanno male la faccenda si mette male perché tutte le spese sostenute restano in carico al paziente e qualche volta può capitare che deve farsi carico anche delle spese avversarie. Mamma mia, quindi attenzione. E quindi attenzione, ecco perché il ruolo del medico legale è un ruolo decisivo e sicuramente più rilevante di quello del patrocinatore e dell'avvocato, perché le ragioni a fondamento della contestazione della condotta non appropriata devono essere ragioni fondate e riconoscibili anche da parte avversaria. Perfetto, torniamo insieme, andiamo in pubblicità ancora qualche secondo, tra poco.